Anche la quarta commissione Ars dà il suo assenso alla riserva, un atto quasi scontato ma importante nell'iter di tutela e valorizzazione di questo tratto di costa agrigentina. Femminicidio a Vittoria, 28enne confessa di aver ucciso a coltellate una 37enne originaria dell'Albania. Anche il notaio Bartoli della farm di Favara coinvolto nell'inchiesta Avarizia, accusato di tentata truffa e falsità nei confronti di un'anziana benefattrice. Corso di formazione dell'Ordine dei giornalisti, tra i relatori il comandante dell'Arma Stingo, sicurezza sul lavoro, appuntamento organizzato dagli avvocati, presentato il libro Testimoni sepolti. Leonardi eletto referente Will Scuola, inaugurato Giardino dei Giusti all'Istituto Montalcini, il Liceo Leonardo partecipa a un evento in memoria di David Sassoli, progetto Martina, il Lions parla della lotta ai tumori agli studenti del classico. Calcio, l'emozione dei tifosi della Roma e le ansie di quelli del Palermo. A Porta Empedocle inaugurati nuovi campi di padel. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La quarta commissione Ars è stata chiamata a esprimere il parere conclusivo per l'inclusione di Punta Bianca al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Si tratta di un atto quasi scontato ma che ufficializza una vittoria delle associazioni ambientaliste con in testa Mario Amico e Claudio Lombardo, che da anni si battono per interrompere le esercitazioni militari e tutelare questo prezioso tratto di costa agrigentina. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi è una giornata importante per il nostro territorio con il raggiungimento di uno storico risultato. La quarta commissione ambiente, che ho l'onore di presiedere, afferma l'onorevole Giusy Savarino, è stata chiamata a esprimere il parere conclusivo per l'inclusione di Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella al piano regionale dei parchi e delle riserve naturali. Hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Agrigento Miccichè, quello di Palma di Montechiaro Castellino, Lombardo di Mare Amico, Mariella Gattuso di Mare Vivo e Genuardi di Lega Ambiente. La nostra splendida Falesia di Marna Bianca sarà finalmente una riserva. Sono estremamente soddisfatta, afferma la Savarino, nel constatare i frutti di un serio lavoro di sintesi e di squadra che ho portato avanti nel corso di questa legislatura di concerto con il governo Musumeci e l'assessore all'ambiente Cordaro. Ringrazio, afferma la Savarino, il presidente Musumeci e la sua giunta per non avere mai fatto mancare la propria attenzione verso un tema così caro al nostro territorio. Negli ultimi tempi Punta Bianca si era trovata spesso al centro delle cronache, ma finalmente possiamo dichiarare che la missione è compiuta e che quello straordinario tratto della costa agrigentina sarà finalmente soggetto alla tutela ambientale che meritava da tempo. Ancora una volta, conclude la Savarino, il buon governo dei fatti e delle promesse concrete e mantenute ha mostrato che l'impegno, la dedizione e la caparbietà producono concreti effetti positivi mirati al miglioramento della qualità della vita dei siciliani e alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio. Abbiamo appena concluso un iter lungo 26 anni. La commissione che ho l'onore di presiedere ha appena espresso un parere positivo all'unanimità all'inserimento nel piano regionale dei parchi e delle riserve della riserva di Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella. Sono veramente orgogliosa, ringrazio il governo Musumeci e l'assessore Cordaro per la sensibilità che hanno sempre dimostrato sul tema, ringrazio i colleghi per averla votata all'unanimità, ringrazio le associazioni ambientaliste che sono sempre state da stimolo in questi 26 anni e che oggi insieme a noi festeggiano un traguardo importante. Punta Bianca sarà riserva. È stato fermato l'uomo che ieri a Vittoria nel Ragusano avrebbe ucciso a coltellate una donna di 37 anni, Brunilda Halla, originaria dell'Albania. L'uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza, rintracciato nella notte e condotto in caserma. Il provvedimento di fermo è stato emesso nella notte. L'indagato pare abbia ammesso di essere l'autore dell'omicidio. Secondo indiscrezioni, l'accoltellamento della donna sarebbe stato un gesto
estemporaneo e immotivato. È un ragusano di 28 anni con probabili problemi di instabilità psichica, l'uomo che ieri avrebbe ucciso la 37enne. L'omicidio, secondo una prima tesi dei carabinieri che indagano, sarebbe legato a un raptus o un gesto di follia. I militari dell'Arma hanno ricostruito l'accaduto grazie alla visione dei filmati registrati dalle telecamere nella zona. L'uomo stava per attraversare la strada quando, forse con la coda dell'occhio, ha visto la donna sull'uscio di casa, forse mentre stava per uscire. È tornato indietro e si è diretto con il coltello in mano, colpendola più volte alle spalle, al collo e in direzione delle scapole, poi è fuggito via senza tornare indietro, ma proseguendo lungo la stessa strada. L'uomo vittoriese è stato bloccato dai carabinieri e posto in stato di fermo dalla procura di Ragusa. Avrebbe minacciato i passanti con un martello da carpentiere in mano. È accaduto lungo corso Francesco Crispi a San Giovanni Gemini, dove una donna di 44 anni è stata fermata e denunciata dai militari dell'Arma e ora dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. La donna in via precauzionale è stata portata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, sequestrato il martello da carpentiere. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato l'ira della donna, indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Cammarata. Cronache di guerra tra fake news, disinformazione e manipolazione delle notizie. Questo è il tema del corso di aggiornamento organizzato dall'Ordine dei giornalisti. Tra i relatori il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma. Il nostro direttore Arturo Cantella. Luigi Mula, oggi secondo corso di aggiornamento professionale per i giornalisti con un tema di grandissima attualità. Sì, dopo il corso che abbiamo fatto qualche settimana fa al Teatro Pirandello sulla figura di Ezio Del Rico, questo grande scrittore di origine agrigentina, si riparte con un altro corso in presenza qui nell'aula consiliare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per parlare di fake news, guerra, il caso Buccia. Ne parleremo con degli ospiti illustri, due sono dei cari colleghi giornalisti come Francesco Pira, che è uno dei un sociologo tra i maggiori conoscitori del tema delle fake news a livello nazionale, ma anche con Mauro Indelicato, che è un esperto di geopolitica, ma soprattutto oggi avremo ospite il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Stingo, che ci parlerà del giornalismo embedded, cioè di quel giornalismo, di quei giornalisti che sono incorporati nelle unità operativi militari e che operano appunto in territori di guerra. Oggi la provincia mette a disposizione i suoi locali per un interessante corso di aggiornamento su argomenti di grandissima attualità, una provincia che si mostra sempre disponibile al passo coi tempi. Beh, insomma, i giornalisti sono una parte importante della nostra società, direi che costruiscono la società e qualche volta possono anche distruggerla, quindi il minimo che potessimo fare è ospitarli e avere rapporti con loro. La stampa, come per il pubblico, questa è casa del pubblico e della stampa in primo luogo, naturalmente. Un'altra domanda che andrà fuori questo servizio successivamente, ecco, lei da poco si è insediato alla provincia regionale di Agrigento, con quali obiettivi e con quali scopi anche? È complicato avere obiettivi quando si hanno tempi stretti di permanenza, tuttavia io agisco come se dovessi starci per tanto tempo, mi faccio dei progetti perché ho una visione della provincia e spero che chi verrà dopo di me vorrà mantenerli. L'ambizione principale è di risolvere alcuni problemi di edilizia scolastica, che ce n'è bisogno. Secondo luogo intervenire sulla viabilità provinciale e su quello abbiamo fatto passi grandi, come anche per la scuola ci stiamo muovendo. Speriamo, anzi sono convinto che risolveremo le criticità di maggiore dolore, diciamo così, e avvieremo un anno scolastico migliore, arrivando a scuola con strade meno disastrate. Mauro Indelicato, un collega che oggi sarà anche relatore di questo confronto con i tuoi colleghi su tematiche che tu segui spesso e di grande attualità. Sì, diciamo che oggi la guerra in qualche modo sta monopolizzando un po' l'attenzione e quindi anche il lavoro, anche a livello locale, anche diciamo se si è ad Agrigento però si segue attentamente quello che avviene ed è importante seguirlo con molta attenzione perché in una guerra c'è sempre chi ha l'interesse a dire la propria di verità.
e quindi la verità oggettiva è ciò che è più raro, è l'elemento più difficile da trovare nel racconto di una guerra. La propaganda è la fata padrona, quindi è molto importante andare a cercare la verità e andare soprattutto a togliere dalle verità che vengono presentate come tali quei rivoli di propaganda che spesso appunto mistificano un po' quello che avviene sul campo. Ci troviamo di fronte a una guerra molto particolare, dove le fake news sono diventati un'arma di distruzione vera, dove i social network sono parte integrante di questo conflitto perché trasmettono una narrazione parallela. Allo stesso tempo però ci troviamo anche in una condizione sociale davvero difficile, perché anche dal punto di vista economico questa guerra sta creando problemi di tutti i tipi, quindi non sarà soltanto un conflitto che riguarda degli stati, ma riguarderà tutto il mondo, proprio anche per tutto quello che sta accadendo dal punto di vista economico. Speriamo bene e speriamo soprattutto che ancora una volta, come è accaduto in passato, i giornalisti faranno la loro parte. Comandante Stingo, oggi da lei darà il suo contributo importante con i colleghi giornalisti, insomma è un fatto sicuramente interessante. Sì, parleremo di giornalismo embedded, cioè di coloro i quali seguono, dei colleghi della stampa che seguono sul campo, sul terreno le truppe. È un momento anche di riflessione su quello che è il tema importantissimo delle fake news che in questi tempi stanno determinando la scena internazionale, lo stiamo vedendo in Ucraina così come in Russia. La stampa è un fattore di riferimento, la libertà di stampa, la democrazia sono dei riferimenti importanti per la nostra società che quando vengono a mancare chiaramente determinano poi un collasso complessivo di tutto quello che è la morale proprio della società che ci ospita. La sicurezza sul lavoro, il tema di un incontro organizzato dall'Unione Avvocatura Siciliana al Collegio dei Filippini di Agrigento. Per l'occasione presentato il libro Testimoni sepolti che racconta la tragedia mineraria di Cozzodisi nel 1916 in cui persero la vita 89 operai. Vediamo. Un incontro dibattito si è svolto ad Agrigento presso il Palazzo dei Filippini che ha avuto come tema insicurezza e sicurezza sul lavoro, patrocinato dall'Unione dell'Avvocatura Siciliana, dall'Ordine degli Avvocati Agrigentini e dal Comune di Agrigento. Nel corso del dibattito, che ha visto autorevoli esponenti contribuire alla discussione approfondita in materia, è stato anche peraltro presentato il libro di Michele Rondelli, Testimoni sepolti, che racconta di una vicenda poco nota successa a Calzetermini, dal 1916 al 2022, dalla tragedia mineraria di Cozzodisi alle vittime di oggi sui luoghi di lavoro. Invito a leggere, che è veramente bello, Testimoni sepolti del professore Michele Rondelli, che tratta di un fatto realmente accaduto nel 1916, ossia la morte nella miniera di Cozzodisi di 89 operai. Ed è un momento importante perché l'UAS vuole sponsorizzare questo evento e questo incontro per consentire a tutti di conoscere di un fatto che era purtroppo sconosciuto. Infatti è incredibile come di una tragedia che è stata la più grande tragedia mineraria mai avvenuta in Italia non si sapesse nulla, e questa è l'occasione per portare alla ribalta questa immane tragedia. Il tema della sicurezza oggi è un tema centrale nel panorama nazionale, troppe volte si legge nella cronaca nera di tanti incidenti sul lavoro. Il libro è un libro meraviglioso, un libro che si legge tutto d'un fiato, è un romanzo che racconta una storia vera, tinta di giallo, è un romanzo meraviglioso tra Manuel Vázquez Montalbán e Andrea Camilleri, è uno stile unico, uno stile avvincente. Sì, oggi il tema della sicurezza del lavoro pone tutti di fronte a delle grandi responsabilità, i sindacati, le imprese, anche il mondo della giustizia, giudici e avvocati, e pone dei temi centrali. Devo dire che rispetto ai fatti raccontati nel romanzo oggi è cambiato tutto, c'è una maggiore sensibilità nelle aziende, una legislazione più severa e devo dire anche le aziende sono molto attente. Tutto ciò deve ancora di più motivarci, perché un lavoratore deve andare a lavorare, non può andare alla ghigliottina o non può rischiare di morire perché sta facendo il suo lavoro e sta cercando di portare a casa il pane per i propri figli. Oggi siamo qui, c'è la presentazione di questo libro
di Marco Mulè, è importante è l'argomento, importante sono gli infortuni sul lavoro. Ricordavo poco fa al vostro collega che quest'anno nel primo trimestre 2022 sono state 194.106 le denunce di infortunio sul lavoro, questo è un dato altissimo, per non parlare poi delle morti. Nel primo trimestre ne abbiamo avuto 189 contro le 184 dell'anno scorso, sempre dei primi trimestri, e contro i 166 del 2020, sempre il primo trimestre. È un dato in crescendo, quindi bisogna mirare sulla sicurezza sui cantieri, sulla sicurezza dei posti di lavoro e naturalmente sulla coscienza dei datori di lavoro. Questo pomeriggio l'Ordine degli Avvocati ha il piacere di organizzare, in collaborazione con la sezione agrigentina della UAS, questo incontro dibattito sulla sicurezza e insicurezza sui luoghi di lavoro. Per noi questo pomeriggio e questo focus che abbiamo inteso portare avanti con la manifestazione che si celebra qui al Palazzo dei Filippini è di grande importanza. Le tematiche della sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista delle responsabilità civili che delle responsabilità penali, sono sicuramente di grandissimo rilievo. Come notorio riempiono le pagine della cronaca quotidiana, quindi il nostro impegno nella formazione, nell'approfondimento, nel dibattito, nella discussione è proprio quello volto a sviscerare tutti i problemi da ogni angolatura, ripeto, sia civile che penale, proprio per dare il nostro contributo anche alla società civile da professionisti, sia come Ordine degli Avvocati che anche come associazione, a che la coscienza sociale abbia modo di aprirsi rispetto a queste problematiche che non possano andare dimenticate o cadere sotto il silenzio. Quindi riteniamo particolarmente importante anche il fatto che siamo ospitati al Palazzo dei Filippini, è un segno di apertura dell'avvocatura nei confronti della città e la volontà di dialogare anche con le istituzioni, soprattutto quando ci sono temi così rilevanti che riguardano ovviamente anche il mondo del lavoro inteso a 360 gradi. La cosa che mi interessa di più è che venga conosciuta questa tragedia del 4 luglio del 1916 dove sono morte 89 persone, che è quasi misconosciuta nella provincia di Agrigento. E allora ho scritto questo romanzo nella speranza che questa storia venga fuori prima o poi e che venga riconosciuta. Un breve cenno sulla storia, appunto. La storia è la storia appunto di una tragedia terribile con 89 morti, ma non ci crederete, ma è una storia di speranza perché parlo dell'unico sopravvissuto, un ragazzino che dopo 13 giorni è uscito dalle viscere della terra sano e salvo, dimostrando tante cose che dovete leggere nel libro. Casteltermini, la miniera è quella di Cozzodisi. Sì, l'attenzione agli infortuni sul lavoro è la mission dell'istituto, soprattutto nell'allargamento delle platee delle competenze dell'istituto e in campo prevenzionale. Quando si parla di infortuni l'INAIL c'è sempre ed è pronto a dare il suo contributo. Oggi l'analisi sarà in termini statistici, utilizzeremo il focus sulle tutele e in ambito di tutela già ormai l'istituto è inserito in quel polo salute e sicurezza a tutto tondo, a 360 gradi nell'ambito soprattutto della prevenzione. Si fa sicurezza sul lavoro, in particolare con le attività prevenzionali. Un dato statistico sulla nostra provincia? Per quanto riguarda la parte della provincia, ora vedrete i dati che andrò a sviscerare, l'attenzione infortunistica è in linea praticamente purtroppo con l'andamento infortunistico nazionale. Il discorso, più che altro le percentuali dovrebbero essere fatte in rapporto alla popolazione lavorativa e alla popolazione residente. Le statistiche sono a livello aggregato e in questo caso anche l'attività infortunistica purtroppo si allinea e si attesta su una media di infortuni costante da qui ai 5 anni e su questa l'attenzione deve essere massima possibile da parte di tutte le istituzioni, sia datori di lavoro, sia rappresentanti sindacali, tutti gli stakeholder sono coinvolti in questo e in particolare in questo caso l'Ordine degli Avvocati. Ben vengano questi momenti di focus e di attenzione sulle tutele e sulle responsabilità
che ci sono in capo a noi. Ricordiamoci che sono sempre in capo a tutti, anche come semplici cittadini, anche come siamo datori di lavoro, anche quando assumiamo una colf, una badante. La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un 21enne di Campobello di Licata alla guida della Opel Corsa che nella notte tra sabato e domenica si è schiantata insieme ad altre due auto lungo la strada statale 123 tra Naro e Campobello di Licata. Nell'impatto perse la vita uno degli occupanti del mezzo, il 19enne Angelo Scardaci. Le ipotesi di reato contestate al conducente dell'auto, amico peraltro della vittima, sono omicidio stradale, guida in stato di ebbrezza e lesioni. Il tasso alcolemico del 21enne sarebbe stato oltre la soglia consentita dalla legge. 3 in tutto le auto coinvolte nell'incidente, la Opel Corsa guidata dal 21enne con a bordo la vittima e altre 2 persone, una Fiat Punto guidata da un 27enne di Licata e un'altra Opel Corsa con a bordo un'intera famiglia. Anche il notaio Bartoli, di 52 anni, molto noto per aver fondato la realtà Farm Cultural Park a Favara, diventata negli anni una vera e propria istituzione nel campo dell'arte e dell'architettura, tra i 15 indagati dell'inchiesta della Procura di Gela denominata Avarizia. L'indagine, condotta dai carabinieri guidati dal colonnello Vincenzo Pascale e coordinata dal procuratore della Repubblica Fernando Asaro, si concentra sulla gestione dell'IPAB Antonietta Aldisio di Gela e in particolare sul passaggio dal pubblico al privato con la cessione della società Fenice SRL. Il personaggio principale dell'intera attività investigativa è indubbiamente Don Giovanni Tardunella, 51 anni, parroco della Chiesa Madre di Piazza Armerina, finito ai domiciliari su disposizione del GIP Roberto Riggio, che ha disposto anche l'interdizione per un anno dai ruoli societari dell'IPAB Renato Mauro e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Sandra Bennice e Salvatore Scerra. Le ipotesi di reato contestate al notaio Bartoli, che ha uno studio proprio a Gela e che risulta essere uno dei professionisti di fiducia del sacerdote, sono tentata truffa e falsità ideologica aggravata dall'essere pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Nella specifica vicenda sono coinvolti direttamente padre Tandurella e i 2 collaboratori del notaio Bartoli, ossia Rosario Moscato, 54 anni di Favara, una sorta di factotum, oggi non più al servizio del professionista, e Giovanni Territo, 28 anni di Enna. La posizione di Bartoli emerge quasi per caso durante l'attività investigativa, cominciata dopo alcune denunce dei familiari della casa di riposo in seguito al sequestro di alcuni documenti nella struttura e di un dispositivo informatico del sacerdote. La vicenda che lo riguarderebbe è strettamente legata alla professione che esercita e al testamento di un'anziana ospite della casa di riposo. La donna aveva manifestato infatti di lasciare in eredità tutti i suoi beni immobili dal valore di circa 1 milione di euro e una somma quantificata in 312.000 euro, con la volontà di destinarli non al sacerdote ma alla casa di riposo per effettuare lavori di manutenzione, ampliamento e per la creazione di un nuovo padiglione che si occupasse di riabilitazione e fisioterapia. Di questi 312.000 euro, secondo la ricostruzione degli inquirenti, soltanto 118.000 euro sono stati spesi, venendo così distratta la somma di circa 114.000 euro. A Bartoli, in quantità di notaio pubblico ufficiale, viene contestato dunque l'avere indotto in errore la donna, in quanto il suo silenzio antidoveroso era artificiosamente preordinato a far sottoscrivere alla testatrice un atto testamentario difforme dalle sue volontà. In particolare avrebbe attestato falsamente, anche con l'ausilio dei suoi collaboratori in qualità di testimoni oggi indagati, e contrariamente alle volontà dell'anziana benefattrice, che il beneficiario dell'eredità fosse il sacerdote Tandurella e non la casa di riposo. La donna, dopo iniziale difesa del sacerdote, iniziò a ravvedersi, dichiarando ai carabinieri di voler cambiare al più presto il testamento e di essersi accorta del raggiro, convinta di aver donato i beni alla casa di riposo e non alla persona fisica del parroco. La donna il 14 luglio 2020 revocò ogni antecedente disposizione testamentaria. Gaetano Leonardi, già consulente giuridico e componente della segreteria provinciale, è stato nominato referente territoriale della Federazione Will Scuola per la provincia di Agrigento. Prende il posto di Lillo Burgio. Il congresso regionale ha confermato Claudio
Parasporo alla guida della Federazione Will Scuola Sicilia. Erano presenti Pino Turi e Giuseppe D'Aprile della segreteria nazionale. Il dibattito, che ne è scaturito e nel corso del quale è intervenuto lo stesso Leonardi, ha ribadito le ragioni già contenute nella piattaforma rivendicativa dello sciopero della scuola per l'intera giornata del 30 maggio. Si chiede al governo lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione, l'individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale, la stabilizzazione del personale precario, la riduzione del numero degli alunni per classe e l'eliminazione degli eccessi burocratici nel lavoro dei docenti. Il segretario confederale di Agrigento, Gero Acquisto, sottolinea: con Leonardi la Will Scuola è in buone mani e grazie all'impegno di tutto il team di collaboratori saranno certamente raggiunti notevoli traguardi e sarà offerto un servizio di assistenza e consulenza al personale della scuola all'altezza delle grandi sfide che ci attendono. Inaugurato all'Istituto Scolastico Comprensivo Montalcini di Agrigento in occasione della settimana della legalità il Giardino dei Giusti. Sono stati ricordati i giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino, il maresciallo Giuliano Guazzelli, tutti vittime di mafia. Arturo Cantella. Preside, oggi importante giornata dedicata alla legalità, continuano la serie nei vari plessi, insomma un impegno a cui lei ci teneva tanto anche a fine anno scolastico. Sì, oggi concludiamo la settimana della legalità iniziata giorno 20 con la presenza di Sua Eminenza il Vescovo d'Agrigento Damiano, e oggi concludiamo questa giornata con la scopertura delle targhe in memoria di Guazzelli, Livatino e Saetta, 3 eroi che si sono battuti per la legalità e che tutta la scuola ha voluto commemorare a ricordo perenne del lavoro svolto e che siano sempre da esempio per le giovani generazioni. Giornata importante all'Istituto Montalcini con diverse iniziative sul tema della legalità nei vari plessi, oggi qui al plesso centrale, anche con la sua presenza e la presenza di tantissime autorità a chiusura di un anno scolastico. Oggi abbiamo l'ulteriore conferma di quanto il mondo della scuola lavori in silenzio e con grande dedizione su questi temi che sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. Oggi si conclude un percorso che tra l'altro ha visto proprio l'ultima settimana fortemente impegnati tutti i docenti e tutto il personale, ma io credo che oggi si mettano altri semi, ne ho parlato in altre circostanze, altri semi per far sì che i ragazzi che frequenteranno anche questa scuola troveranno dei segnali importanti su cui poi riflettere. Questi nostri esempi provinciali, chiamiamoli così, di queste figure che sono morte tanti anni fa, ma che ancora oggi con il loro insegnamento ci indicano la via da seguire, che è l'unica via, che è quella della correttezza, del rispetto delle regole e della legalità. Falcone e Borsellino, 2 stragi nel giro di pochi giorni, sono esempi da seguire. Anche qui nelle scuole, diciamo, si assurgono a valori per la legalità. Ma la memoria di quello che è successo non è un esercizio retorico e vuoto. Se così fosse veramente avremmo perso la partita. È invece un dovere che noi abbiamo nei confronti delle giovani generazioni per far capire loro che c'è un'altra strada da seguire. Io dico sempre, ho detto in tante circostanze, nella vita ci sono sempre 2 percorsi, uno che va verso il bene e uno che va verso il male. Allora, questo ricordo che non è un ricordo, ribadisco, retorico e sterile, ma è presentare ai nostri ragazzi modelli di vita che hanno costituito veramente anche una svolta per la nostra società. Ricordiamoci che dopo le stragi del 92 c'è stato veramente un cambio di passo, un cambio di rotta e una presa di coscienza civile della nostra Sicilia che continua tutto.
Si è svolta questa mattina al piazzale Caos di Agrigento la giornata dell'Europa, a tema dell'evento il Mediterraneo e la sua funzione di frontiera di pace, un'occasione anche per ricordare David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento europeo, scomparso lo scorso gennaio. Giovanna Neri. Preside, una giornata dedicata all'Europa per sottolineare i valori e per coinvolgere i ragazzi in un'iniziativa importante. Assolutamente sì, ancora oggi il Liceo Leonardo si candida ad essere una scuola attenta alla formazione civile dei nostri ragazzi, la formazione alla cittadinanza. In particolare oggi celebriamo la cittadinanza europea. È un'iniziativa che ovviamente era stata programmata per la giornata dell'Europa che cade il 9 maggio, per ragioni di carattere meteorologico l'abbiamo spostata ad oggi, ed è una giornata in cui veramente l'Europa si sentirà particolarmente, ma l'Europa intesa come carico di significati quali diritti, solidarietà, cittadinanza, uguaglianza, libertà dei cittadini, cioè quegli ideali che a partire da Altiero Spinelli e successivamente con la dichiarazione di Schuman hanno portato poi alla creazione della nostra Unione Europea. Ed è importante, io credo che oggi sia oltremodo importante formare, preparare e raccontare ai ragazzi il valore della cittadinanza europea. I nostri ragazzi si sono espressi in maniera ovviamente eccellente, puntando intanto su tutte le forme di arte, dalla recitazione alla pittura, al canto, alla musica, ma anche facendo un'attività di ricerca e sfruttando le tecnologie, per esempio creando un sito, un meraviglioso sito che contiene numerosi passaggi anche critici costruiti dai nostri ragazzi proprio sul valore dell'Europa e sulla figura di David Sassoli, perché oggi abbiamo voluto raccontare e dedicare questa giornata dell'Europa al compianto Presidente del Parlamento europeo, anche per sottolineare quanto la pacatezza, soprattutto il senso di cooperazione, di equilibrio che David Sassoli ha esercitato nell'espressione del suo ruolo siano importanti per gestire un consesso che non ha solo natura economica ma primariamente una natura politica. Sono Francesco Manazza. Io sono Marta Veneziano. E io e la mia classe abbiamo presentato il mito di Europa, quindi partendo dalla tradizione, e in primis ho recitato personalmente il mito di Europa in lingua latina. Successivamente le mie compagne hanno presentato il mito in lingua sia francese che tedesca, ma anche inglese, per appunto vedere il mito in quelle che sono tutte le lingue, le più lingue che noi comunque studiamo a scuola e quindi fanno parte della comunità europea. Sono Valentina Carbone. Io sono Martina Patti. Oggi presentiamo il nostro progetto, è un sito web, EuroTogether. Vogliamo mettere in evidenza i vantaggi che l'Unione Europea ci dà in quanto cittadini, in particolare l'integrazione e la mobilità studentesca. Ingegnere Barone, oggi si inaugura anche il percorso turistico dedicato a David Sassoli, un viaggio sentimentale. Sì, siamo molto contenti, potremmo dire purtroppo per David Sassoli utilizzare un avverbio o un aggettivo, siamo felici dell'iniziativa, siamo dolenti per averlo perduto, per avere perduto un sano uomo europeista, un sano cittadino del mondo, una persona che ha dato a noi, a tutti i ragazzi che sono qui presenti oggi del Liceo Scientifico Leonardo, degli insegnamenti che rimangono indelebili nella storia. Perché David ha percorso, conosceva anche Agrigento e ha percorso nella sua vita varie tappe in maniera seria e umile e tale da poter avere anche la presidenza del Parlamento europeo. Oggi cosa facciamo? Un viaggio sentimentale non itinerante, perché era previsto per la giornata dell'Europa il 9 di maggio, ma le intemperie e l'allerta gialla ci ha fatto spostare ad oggi il 26 maggio. Ben venga questo spostamento, era dovuto, e oggi con i ragazzi faremo questo viaggio con varie tappe ideali sul palco qui dell'anfiteatro Caos, a Piazzale Caos, con la dirigente scolastica,
che onora con il signor Sindaco che sta per arrivare e con tutti gli operatori che hanno ricevuto gli inviti, i giovani e i docenti che li hanno curati. E speriamo che possa riuscire bene, il tempo stavolta è ottimo e quindi dovremmo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è quello poi di educare. L'obiettivo è della scuola, perché qui c'è un connubio fra il Liceo Scientifico Leonardo, rappresentato proprio dai ragazzi, ma dal dirigente scolastico che in tutti gli anni ha sempre mostrato attenzione al carattere educativo verso gli ideali della nostra identità. Noi, i ragazzi lo sanno, devono crescere nell'identità siciliana, agrigentina, nell'identità italiana e nell'identità europea, cittadini del mondo ma cittadini europei, che devono difendere in questi giorni specialmente gli ideali della pace, di cui si parlerà in questo viaggio sentimentale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Progetto Martina, il Lions Club di Agrigento incontra gli alunni del liceo classico e musicale Empedocle per parlare ai giovani di tumori. Giovanna Neri. Dottoressa Garrido, quanto è importante fare prevenzione e parlare ai giovani della prevenzione? Ma è fondamentale, dopo 2 anni di fermo, virale, siamo ritornati con le iniziative di informazione. Oggi, devo essere sincero, è una giornata molto bella perché rivedere gli studenti, guardarli negli occhi e poter spiegare dei concetti fondamentali che sono concetti di prevenzione è certamente qualcosa di importante. Il plauso va a chi ha organizzato questa iniziativa, alla preside che l'ha sposata e ai relatori che cercheranno con parole semplici di spiegare nozioni fondamentali importantissime ai giovani. Quali sono i consigli che lei ci dà? Ma i consigli per quanto mi concerne sono quelli relativi alla stagione estiva. Siamo prossimi ormai all'esposizione solare e quindi daremo ai giovani i consigli per esporsi al sole senza rischiare la pelle. Allora, il contributo qui sarà sull'alimentazione, in particolar modo faremo capire come la prevenzione, proprio perché lo scopo principale di questa giornata è prevenzione. La prevenzione passa per prima cosa dalla nostra tavola e quindi faremo capire ai giovani cosa mangiare, quali sono gli alimenti che fanno bene e tra virgolette quelli che fanno un po' meno bene. Ringrazio la dottoressa Katiuscia Amato per avermi invitato e i Lions per questa bella giornata. Il Lions Club Agrigento Chiaramonte promuove una giornata dedicata alla prevenzione, incontra gli studenti per parlare appunto dell'importanza. Oggi parliamo del progetto Martina. Il progetto Martina è un progetto voluto da tutti i Lions a livello nazionale per la prevenzione dei tumori, perché purtroppo i ragazzi a questa età magari pensano ad altro anziché alla propria salute e alla prevenzione. Una prevenzione e comunque una diagnosi precoce può salvare la vita. Ecco il messaggio che oggi il Lions Club Agrigento Chiaramonte, che presiedo, vuole dare al liceo classico e musicale Empedocle. Il Lions, chi sono i Lions? I Lions è un'associazione che nasce nel 1917 su iniziativa di imprenditori americani. Principalmente si occupano di 5 aree globali, dalla vista alla fame, al diabete, al cancro pediatrico e all'ambiente. Oggi siamo qui al liceo classico Empedocle di Agrigento per parlare con i ragazzi di prevenzione oncologica. Il nome Progetto Martina viene fuori da una ragazza che si chiamava Martina, che ha lasciato una sorta di testamento ai propri genitori, quello di divulgare presso i ragazzi la prevenzione oncologica, perché già in età adolescenziale potrebbero manifestarsi dei problemi che poi alla lunga possono sfociare chiaramente in malattia in cancro, chiaramente malattia ben più importante. E quindi lo scopo nostro è quello di educare i ragazzi a fare prevenzione, a sani stili di vita, per evitare, attraverso infatti un sano stile di vita e una prevenzione ecologica, evitare conseguenze di una certa gravità.
Per simulare un incendio sul set lo hanno involontariamente fatto esplodere per davvero, così gli attori che stavano interpretando degli operai della protezione civile sono stati sostituiti da quelli veri, accorsi a spegnere le fiamme assieme ai vigili del fuoco. È accaduto sull'isola di Stromboli, dove sono in corso le riprese di una fiction della RAI sulla protezione civile con Ambra Angiolini. Il sindaco Marco Giorgianni dice: io non ho dato alcuna autorizzazione e non so se l'incendio è stato causato dalla troupe, posso dire che le mie uniche autorizzazioni hanno riguardato prosegue le riprese lungo le stradelle. Per tutta la giornata mi sono occupato con le autorità, vigili del fuoco, forestale, prefettura, per far mettere in sicurezza l'isola visti i danni causati dal vastissimo rogo. Per il resto saranno le autorità preposte a fare chiarezza su quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Per quel che mi riguarda, conclude il primo cittadino, mi determinerò eventualmente per la richiesta dei danni. Noi siamo la SIX, Scuola Italiana Cani da Salvataggio, e da 30 anni facciamo attività di volontariato insieme ai nostri cani. Ci trovate in tutte le spiagge a dare supporto ai bagnini e alla loro attività di controllo. Il ruolo è riportare indietro tutti, sia noi che entriamo insieme a loro per mettere in sicurezza e salvare le persone, ma soprattutto le persone in difficoltà. Loro sono i nostri motoscafi personali. La Lega Navale ci consente da un po' di anni di fare questo corso, conoscere il mare, che ha proprio lo scopo di cercare di far prendere coscienza a questi ragazzi dell'importanza della salvaguardia della biodiversità marina. Abbiamo affrontato tematiche come l'inquinamento da microplastiche. Ci ha permesso di poter trasmettere quella che è la nostra passione per il mare. Abbiamo girato per quelle che sono le scuole del territorio, Castellammare, Buseto e Alcamo. Più che altro chiedevano se c'erano la presenza di organismi che potevano essere pericolosi per l'uomo, di che tipo di altri organismi si nutrono. Le tecniche di salvataggio sono per noi una priorità. Cerchiamo di avvicinarli a futuro loro lavoro, far comprendere quanto la cultura della sicurezza abbiamo potuto assistere grazie anche alla Lega Navale, sezione di Castellammare del Golfo. Svolgiamo assieme dei progetti. I ragazzi del Nautico di Castellammare sono stati recentemente, in occasione del PCTO, a Barcellona con una tratta che da Civitavecchia li ha accompagnati in questa meravigliosa traversata. In quell'occasione i ragazzi hanno toccato con mano quelle che sono le attività lavorative. Abbiamo visitato la Capitaneria di Porto di Trapani, abbiamo visto anche le tecniche con le motovedette, sono resi conto di quelle che sono le attività proprio della Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera. Ho visto coinvolte le classi seconde del comprensivo P3 Manzoni, bellissima iniziativa alla quale sicuramente nessuno di loro aveva avuto occasione in precedenza di assistere. Giornata conclusiva di questo progetto che da 15 anni la sezione di Castellammare del Golfo porta avanti, dedicato agli studi scolastici. Abbiamo la presenza anche dell'Istituto Nautico di Castellammare del Golfo, di studenti dell'Istituto Nautico di Trapani. Questo a dimostrare il fatto che in questo momento c'è la massima espressione dell'istruzione nautica del nostro territorio, e questo è lo scopo appunto della Lega Navale, quello di promulgare, portare avanti, far conoscere le tematiche del mare e in questo momento anche quelle della sicurezza in mare. Un tema molto caro alla Lega Navale, con manifestazioni che si fanno ogni anno. È un percorso bellissimo che dura giusto il tempo di rendersi conto quanto ci si diverte. Possiamo comunque addestrare qualsiasi tipo di cane. Il percorso dipende ovviamente dalle capacità che via via andiamo apprendendo insieme al nostro cane. Volevo in ultimo ringraziare i dirigenti scolastici degli istituti che hanno partecipato al progetto Conoscere il Mare 2022, la Capitaneria di Porto che ci segue sempre, abbiamo visto la presenza dell'unità navale che è di stanza qui a Castellammare, che ci ha aiutato, l'amministrazione comunale di Castellammare altrettanto sensibile, che ci appoggia sempre in queste attività. Un grazie a tutti i nostri soci, il cui contributo ci tiene in vita e ci aiuta a fare queste attività istituzionali. E un grazie anche all'Ordine degli Ingegneri, l'ingegner Mione, che segue anche queste attività della nostra sezione. Dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia torna l'Etna Comics, il 10° Festival internazionale del fumetto, del gioco, della cultura pop. Le Ciminerie di Catania ospiteranno l'evento che si terrà dall'1 al 5 giugno. Vediamo.
Una manifestazione del genere è sicuramente una bella iniziativa, perché Catania rinasce anche con questo, no? Esatto. Infatti, come dicevo poco fa all'inizio, è una manifestazione che non possiamo perdere sia per la valorizzazione del nostro territorio e soprattutto, dicevo al direttore, di coinvolgere sempre di più tutta l'ex provincia, chiamiamola così, no? Parlavo proprio adesso di coinvolgere anche gli istituti scuole medie, gli elementari, no? Perché è una bella manifestazione. Oltretutto il connubio è perfetto, perché ho cercato di tenere anche i musei aperti, in modo che le persone che si intrattengono possono vedere anche i nostri musei. Speriamo che questo sia di buon auspicio e sicuramente avranno un visitatore in più, che sono io, che non c'ero mai stato. Per Catania è un appuntamento decisamente importante, significa turismo, significa economia. Assolutamente detto in maniera felice, la città non deve mai essere priva di questi eventi di altissimo profilo che la qualificano sempre più e che la rendono nota ancora di più in tutto il mondo. Noi abbiamo bisogno, abbiamo le qualità per farlo. È un momento di grande aggregazione, un percorso culturale che è iniziato nel 2011 e che chiuderà un primo ciclo, che è quello del decennio, la stelletta che metteremo sulla nostra maglietta. È un melting pot di eventi, sono oltre 250 ospiti, 12 aree tematiche, si parte dal fumetto fino ad arrivare all'area videogames, passando per l'area movie e attraversando anche nuovi sentieri con l'area Tabucom, che è la novità del 2022. È un programma fittissimo che presenteremo a brevissimo e che insomma accontenta, abbiamo cercato di accontentare un pubblico più ampio possibile, dai 3 ai 93 anni, come diciamo sempre, e ognuno può divertirsi nel posto dove l'altro vorrebbe entrare, quindi insomma è una cosa molto bella. Non vediamo l'ora di tagliare il nastro e di farvi vivere quello che noi mentalmente stiamo vivendo da diversi giorni nella costruzione del programma. Sì, io sono un poco addetto ai numeri, nel senso che noi non stiamo tentando di battere record, vogliamo semplicemente creare uno show che accontenti veramente il pubblico. Poi è chiaro che ci premiano con la loro presenza, ma il nostro obiettivo è quello, come ho detto poco fa, di creare dei percorsi culturali, insomma di creare contenuto, di essere pionieri, avanguardia. Poi è chiaro che il pubblico serve e ci aiuta per portare avanti questo nostro progetto, però non pensiamo e non vogliamo battere nessun record. Chiaramente quest'anno sono 5 giorni, quindi è immaginabile che ci sia più gente rispetto al 2019, che invece erano 4 giorni, insomma vediamo cosa succederà, aspettiamo. 2 chicche importanti, Matt Dillon, tanti altri ospiti e poi un film, un cartoon della Disney in anteprima nazionale. E Tenacomics davvero sale in alto, sempre più in alto. Sì, devo dire che questo è forse l'anno della maturità, sai, stiamo raccogliendo moltissime adesioni. Noi abbiamo iniziato molto tardi l'organizzazione per via di questo fenomeno del Covid, che fino a febbraio era ancora con contagi altissimi, non sapevamo se la manifestazione avremmo potuto farlo o meno, quindi abbiamo stretto l'organizzazione del Tenacomics negli ultimi 3 mesi in maniera proprio serrata, e là è stata una cascata di consensi, come possiamo dire, di inviti che venivano accettati, compreso questo gemellaggio con Taormina Film Fest, la presenza di Amazon Prime come possiamo dire media partner, o Disney Plus, che lancerà in anteprima nazionale questa serie TV che è Mrs. Marvel, che verrà presentata il 5 giugno alle ore 12 in sala Polifemo, quindi siamo molto felici di questo, ma c'è veramente tantissimo dentro il Tenacomics. Vi consiglio di leggere il programma perché ci sono tantissime altre cose molto interessanti. La Roma vince Conference League, tifosi in festa, il Covid sembra essere un brutto ricordo. Eugenio Cairone. È giusto chiedersi che festa sarebbe stata con gli stadi vuoti e tutti a casa a causa della pandemia.
Ieri possiamo dire che la grande gioia dei tifosi romanisti che hanno trasformato la capitale in una bolgia fino a notte quando è atterrato a Fiumicino l'aereo che da Tirana riportava a casa i giallorossi, la grande gioia dei tifosi, dicevamo, ha segnato davvero il ritorno ad una vita normale, quella fatta anche di passione e amore per una squadra di calcio che ha unito ieri nella commozione l'allenatore ed i tifosi. Lacrime di gioia spinti anche dal desiderio di tornare a stare insieme, così come si è ritrovata la tifoseria per salutare una vittoria indimenticabile, perché ad alzare il primo trofeo della nuova competizione, cioè la Conference League, è stata la Roma. E Mourinho, l'allenatore, da ieri, come si vede in un murales, è diventato imperatore, perché i romani sono fatti così, riconoscono i meriti. Grazie Roma che ci fai piangere e abbracciati ancora, canta Antonello Venditti, una canzone che mette i brividi per chi si identifica nei colori giallorossi. Ma ieri a sorridere e urlare di gioia sono stati anche i sostenitori del Palermo, che ha stravinto un'altra partita che avvicina la squadra alla finale per tornare nel posto che le spetta. Insomma, si è tornati a vivere grazie al pallone. Inaugurati nuovi campi di padel a Porto Empedocle. Carmelo Lentini. È la novità del momento che sta attirando tantissimi sportivi. Ci riferiamo al padel, una disciplina sportiva che si sta diffondendo velocemente in tutte le città del mondo. Anche Porto Empedocle si è attrezzata e questa domenica 22 maggio è stata inaugurata, come si vede dalle immagini, una nuova struttura composta da 2 campi padel di 20 metri per 10 e può essere praticato sia all'aperto sia indoor, a condizione che attorno al campo ci siano delle barriere che permettano alla palla di rimbalzare. La nuova struttura, denominata Vigata Padel, si trova in contrada San Calogero Napolitano a Porto Empedocle. In occasione dell'inaugurazione si è svolta una esibizione del padel con gare dimostrative sia maschili che femminili. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.